Maestra rimprovera l'alunno di scuola primaria e viene spinta a terra dal ragazzino, chiamato un'ambulanza per la donna, è successo a Oderzo. Truffa delle case di riposo tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, continuano le indagini sull'operato di Massimo Blasoni, dirigente della società Sereni Orizzonti, le intercettazioni degli inquirenti. A pochi giorni dall'anniversario della tempesta Vaia, apprensione in Veneto per la voce di un possibile taglio di fondi pubblici destinati alla ricostruzione. Zaia, se così fosse, pronti a farci sentire. Sbanda con l'auto, invade la corsia opposta scontrandosi con un'altra vettura, la tragedia ieri sera a Jesolo, vittima un 38enne. Giornata di caos per il traffico a Padova tra lo sciopero dei mezzi pubblici e il corteo dei Cobas lungo le vie del centro città. Ottobre troppo caldo, la produzione di radicchio concentrata in poche settimane fa crollare il prezzo per gli agricoltori, un disastro secondo la CIA del Veneto. Padova dedica una grande mostra a Giovanni Battista Belzoni, avventuroso esploratore che aprì la strada all'egittologia e che ispirò anche il personaggio di Indiana Jones. Telespettatori di Antenna 3, buongiorno e bentrovati, la prima edizione dei nostri telegiornali. Dunque in primo piano un caso che fa discutere nella Marca trevigiana e non solo, accade a Oderzo, protagonista vittima in questo caso una maestra di scuola elementare. Spinta dall'alunno perde l'equilibrio e cade a terra. Non riporta lesioni ma resta talmente scioccata da dover ricorrere alle cure del pronto soccorso. Protagonista una maestra elementare di Oderzo. L'episodio martedì al termine di una lezione nel corso della quale l'insegnante aveva ripreso l'alunno probabilmente per un comportamento un po' troppo vivace. L'allievo evidentemente non ha gradito il rimprovero ed ha reagito andando contro l'insegnante che, colta di sorpresa, è caduta a terra accusando un malore per il forte shock. Sulla vicenda la scuola tiene il massimo riservo vista la giovanissima età del protagonista, un episodio che dopo il caso del ragazzino tredicenne aggredito e picchiato con la catena della bicicletta a Gorgo al Monticano da un gruppetto di bambini delle elementari riapre il dibattito sulla violenza tra giovanissimi ed il ruolo di scuola e famiglia nell'educazione dei bambini. Intanto a Treviso in città arrivano i tornelli all'Istituto Pio X, entrate e uscite di alunni e insegnanti saranno monitorati 24 ore su 24. Non più soltanto il normale servizio di portineria, al Pio X entrate e uscite saranno controllate elettronicamente da dei tornelli, misura che già vale per i docenti e che nei prossimi giorni sarà allargata a tutti gli alunni di elementari, medie e licei. Entreranno poi a pieno regime in funzione dalla settimana prossima, a partire dalla settimana prossima, quando saranno consegnati anche i badge ai ragazzi. Ognuno quindi avrà il suo badge personale, i dati saranno utilizzati accanto a quelli del registro elettronico. Per il preside si tratta di una misura a tutela della sicurezza dei ragazzi e del collegio in generale. Il fattore scatenante qualche tempo fa. C'è stato un furto l'anno scorso? Sì, c'è stato un furto dovuto al fatto che insomma, si è introdotto nella scuola una persona a noi non conosciuta e non autorizzata che in quel momento ha approfittato di una situazione di distrazione per poi raggiungere delle aule e sottrarre anche dei computer. Tra i ragazzi la preoccupazione maggiore riguarda il rischio di code, soprattutto al mattino quando già si è di fretta. Spero che non ci sia coda per entrare, per uscire da scuola. Il tornello mi sembra quasi una costrizione, non la trovo una cosa giusta e soprattutto non ha senso perché bisogna comunque timbrare la colonnina del badge apposta e non sul tornello, quindi devi timbrare 2 volte la stessa tessera e si creano code, ritardi e non la trovo una cosa giusta. E intanto i genitori approvano. Così c'è un controllo per verificare se insomma i ragazzi sono a scuola. Torniamo a parlare adesso dell'inchiesta sulla cosiddetta truffa delle case di riposo. Continuano a ritmo serrato le indagini sull'operato di Massimo Blasoni e i dirigenti della società Sereni Orizzonti. Al vaglio del GIP le intercettazioni telefoniche degli inquirenti che definiscono il tutto come un oliato meccanismo per generare profitto.
Io faccio l'imprenditore nella vita, i bilanci sono abituato a leggerli. Il fascicolo dell'inchiesta non contiene alcuna prova documentale in relazione all'ipotesi di reato contestato e siamo certi che in sede giudiziaria verrà riconosciuta l'innocenza sia dell'azionista di riferimento Blasoni sia dei collaboratori della società. Così recita la nota della Sereni Orizzonti, la società fondata da Massimo Blasoni, imprenditore ed ex consigliere regionale del Friuli Venezia Giulia. Gli arresti di ieri, che hanno portato al sequestro di 10 milioni di euro e coinvolto gli alti dirigenti e l'imprenditore 53enne, sono stati il frutto delle indagini della Guardia di Finanza di Udine, che attribuisce alla società in questione quello che è stato definito un sistematico meccanismo di frode in tema di rendiconti falsati sulla qualità e la quantità delle prestazioni fornite in ambito sociosanitario a chi usufruisce del servizio. Quanto avvenuto, si legge sempre nella nota, non ha peraltro interrotto la normale attività delle nostre strutture. Abbiamo già messo a disposizione dell'autorità giudiziaria la somma sequestrata a titolo cautelativo e confermiamo che quanto accaduto non ha in alcun modo compromesso la solidità economico-finanziaria del gruppo. In ogni caso le indagini proseguono, sono in pieno svolgimento. L'impianto accusatorio si basa su una serie di intercettazioni telefoniche negli uffici della sede societaria. Io sono l'imperatore, io sono Dio, io sono il capo, in questa azienda ovviamente. Quasi un delirio di onnipotenza le parole di Blasoni intercettate al telefono e pubblicate in queste ore. Le indagini avrebbero rivelato che ci sarebbe un gruppo dirigenziale coordinato da Blasoni stesso, scrive il giudice per le indagini preliminari, che fornirebbe prestazioni sociosanitarie al di sotto dei parametri di legge per ottenere un guadagno che sarebbe determinato dallo stesso imprenditore 53enne. E adesso torniamo a parlare della tempesta Vaia. A pochi giorni dal primo anniversario c'è apprensione, continua la pressione in Veneto per la voce circolata nelle ultime ore di un possibile taglio del miliardo di fondi pubblici destinati alla ricostruzione. Fake news o timori reali, fatto sta che in Veneto, a pochi giorni dal primo anniversario della tempesta Vaia, cresce la preoccupazione che nella manovra di bilancio venga tagliato il miliardo di euro destinato ai territori colpiti dalla devastante ondata di maltempo di fine ottobre dell'anno scorso. Staremo a vedere, noi abbiamo un impegno da parte del governo Conte 1, a meno che Conte non smentisca Conte, il Conte 1 di 1 miliardata di euro, abbiamo già investito 377 milioni al 30 settembre di quest'anno, li abbiamo già spesi tutti, 1746 cantieri di tutto il Veneto, sono sotto gli occhi di tutti. Se vogliono dire ai veneti che non danno più soldi ne prendiamo atto, ma noi poi sappiamo come rispondere. E se le immagini simbolo del disastro sono i milioni di alberi schiantati sulle montagne, anche la pianura ha subito a fine ottobre 2018 danni ingenti, danni che avrebbero potuto essere ancora più gravi, soprattutto lungo l'asta del Piave, quando il 30 ottobre al passaggio della Grande Piena si temette che gli argini potessero cedere. Il Piave ci preoccupa perché la piena storica è stata nel 66. È un Piave che insomma quando si fa sentire bene. Ricordiamo nel 2019, proprio durante il periodo di Vaia, dal 29 ottobre al 5 novembre, ha avuto una piena storica più importante del 66, ma fortunatamente le opere che abbiamo fatto, i modelli di previsione e di gestione delle dighe ci ha permesso di affrontare, diciamo, con più sicurezza quello che nel 66 ha fatto una strage. La cronaca con la nuova purtroppo tragedia della strada, quella di ieri sera a Jesolo, un 38enne ha perso la vita. Quando è stato estratto dalle lamiere per Marius Tules, a 38 anni, non c'era più nulla da fare. Inutili tentativi di rianimazione da parte degli operatori del SUEM 118, con il medico che non ha potuto fare altro che constatarne la morte. Sono le 18:45 in via Roma Jesolo, quando, secondo una prima ricostruzione, l'auto dell'uomo originario della Romania ma residente in città con la famiglia sbanda, invadendo la corsia opposta e schiantandosi contro un van della Volkswagen guidato da un uomo. Con lui c'è anche il figlio. Lo scontro è frontale, violento, le auto praticamente distrutte. Occorrerà l'intervento dei vigili del fuoco della stazione di Jesolo per estrarre Tules dall'abitacolo, mentre padre e figlio se la cavano con ferite non gravi. L'intervento dei pompieri per portare la situazione alla normalità dura quasi 3 ore, fino alle 9:30 di sera. Via Roma nel frattempo viene chiusa al traffico, sul posto una pattuglia della polizia locale per i rilievi di rito. Dovranno essere gli agenti della municipale quindi a capire perché il 38enne ha sbandato, la velocità del veicolo, le condizioni di guida. Al momento non ci sono ipotesi specifiche di reato, si stanno sentendo i testimoni mentre entrambi i mezzi sono sotto sequestro. Sul corpo dell'uomo saranno eseguiti gli esami biologici.
A Padova invece un dramma sfiorato con un'auto che ha sfondato un muretto ed è caduta da 1 metro, guardate. Per fortuna non ha avuto conseguenze gravi, ma l'automobilista, protagonista di una manovra alquanto azzardata, ha rischiato grosso. Pauroso incidente giovedì sera nel parcheggio dell'area commerciale Euronics di via San Marco a Padova. Un'auto è caduto da circa 1 metro d'altezza. L'automobilista infatti non si è accorto del muretto e facendo manovra l'ha sfondato ed è precipitato di sotto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per recuperare l'uomo incastrato e mettere in sicurezza la vettura, che è stata recuperata con un carro attrezzi. Il conducente fortunatamente non è rimasto ferito. Restiamo a Padova, un po' in tutto il Veneto, una mattinata di disagi, giornata di disagi per lo sciopero dei mezzi pubblici, a cui si è aggiunto anche il corteo in città a Padova dei Cobas, e quindi problemi per il traffico in città. Ci colleghiamo allora con la nostra Valentina Visentin per sapere un po' come sta andando. Valentina. Buongiorno da Padova, una mattinata di traffico congestionato in città per una serie di eventi, a partire dal corteo organizzato dalla sigla sindacale di ADL Cobas, che ha organizzato una manifestazione di protesta che durerà tutta la mattina. Il corteo infatti è partito alle 9 dalla stazione e arriverà intorno a mezzogiorno e mezzo davanti alla prefettura in piazza Tenore, toccando le principali vie del centro. Sono attese più di 500 persone, una manifestazione per chiedere la cancellazione del decreto Salvini e più contratti dignitosi per circa 12 milioni di lavoratori, e proprio a causa del corteo sono previsti anche scioperi dei sindacati di base che riguarderanno il trasporto urbano ed extraurbano, con corse a rischio anche negli orari di punta, e senza tener conto poi del fatto che in fiera sono presenti eventi importanti che richiamano molti espositori in città, quindi traffico in tilt, Padova bloccata per tutta la mattinata. Dalla città per il momento è tutto, e spingo la linea allo studio. Grazie a Valentina Visentin. La prefettura di Treviso nei giorni scorsi ha adottato una interdittiva antimafia nei confronti di un'azienda con sede in Lombardia che aveva chiesto autorizzazione per aprire una propria filiale in provincia di Treviso. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, il legale rappresentante della società attiva nella compravendita di autoveicoli era legato ad alcuni clan calabresi e a consorterie ben note alle forze dell'ordine. Insomma, l'ombra e il sospetto di rapporti con la criminalità organizzata, motivo per il quale la prefettura, dopo la domanda inoltrata dal comune al quale era stata formalmente richiesta la concessione di vendita per l'apertura della sede trevigiana dell'autosalone, ha emesso questa interdittiva antimafia. Si tratta del primo provvedimento di questo tipo adottato nel 2019 nella Marca trevigiana. E un imprenditore invece che aveva usato fatture false per 3 anni per evadere il pagamento delle imposte, accade nel Vicentino, allora arriva il maxi sequestro dei suoi beni. Gli anni sospetti sono quelli tra il 2013 e il 2016, più di 40 mesi in cui un imprenditore di 59 anni di Albettone avrebbe segnato nella contabilità della sua azienda specializzata nella produzione di prodotti in metallo per le costruzioni fatture per prestazioni mai realizzate né tantomeno consegnate. A scoprire l'evasione la Guardia di Finanza del Comando di Vicenza e di Noventa Vicentina, che ha fatto partire l'indagine grazie a un alert scattato dall'esame delle banche dati dell'anagrafe tributaria. Le indagini hanno permesso di scoprire come le fatture in questione, per un valore di circa 200.000 euro, erano state emesse da un'altra azienda della zona che non era in grado di eseguire, per mancanza di mezzi, le operazioni indicate. Da qui la segnalazione all'autorità giudiziaria dell'imprenditore con l'accusa di uso di fatture inesistenti per abbattere l'IVA dovuta e la decisione del Tribunale di Vicenza di dare corso alla richiesta di sequestro preventivo del denaro giacente su 2 conti correnti bancari e di un immobile di Albettone. Torniamo a parlare adesso della riforma Ater, che ieri è approdata anche in Consiglio Comunale a Venezia, scatenando anche una forte tensione. Allora rivediamo quei momenti di tensione in Consiglio Comunale. Decine di inquilini delle case Ater cingono d'assedio Cafarsetti in occasione della seduta del Consiglio Comunale di Venezia. Una parte riesce ad entrare e ad assistere ai lavori in aula, un'altra resta fuori a manifestare in Riva del Carbon. Col cambiamento dei parametri che regolano accesso e permanenza negli alloggi popolari, sfratti e aumenti d'affitto sono all'orizzonte. Cioè che sia l'affitto che si aumenta. Di tanto? Abbastanza.
Ha paura di non riuscire a pagare? Sì, proprio. Io proporrei pure di fare un bel capannone e di metterci dentro tutti quanti, che cominciano a decidere quante case di riposo, quanti don vecchi, quanti andranno per la strada, perché se ci mettono in strada tutte queste persone. La riforma è regionale, ma i sindacati chiedono una presa di posizione forte al Comune. Il Comune, che è l'istituzione di questo territorio, deve dimostrarsi vicina e chiedere alla Regione modifiche chiare e urgenti, perché ormai il tempo è passato, gli inquilini stanno pagando i nuovi canoni e non reggono più, le famiglie non arrivano alla fine del mese. Parallelamente la discussione è aperta sui tavoli regionali. Da sempre abbiamo avanzato la richiesta primaria, che è quella di innalzare il limite dell'ISEE, cioè della valutazione del reddito a patrimonio di chi abita dentro case popolari, ai livelli delle regioni limitrofe. Si parla di un innalzamento dell'ISEE da 20 a 30.000 euro. Intanto, pur preoccupati da ciò che potrebbe accadere, i veneziani non perdono il loro proverbiale senso dell'umorismo. Va bene, siamo in contatto con i Marines, che i Marines hanno deciso di non andare in Turchia, ma di venire a Saccafisola o dove necessita, per salvare tutti quelli dallo sfratto. L'Ater ha detto che non ci sono problemi a dar case ai veneziani. L'unica piccola differenza è che non è al centro storico, li mandiamo tutti a Mazzorbo, così tutti quanti faremo un bel break and breakfast con qualche pecora, qualche capra, qualcosa. Il fatto è che in fondo quasi tutti pensano che si arriverà ad una modifica dei parametri, anche perché se così non fosse le conseguenze sarebbero gravi. Molte persone perderebbero la casa, quindi il diritto alla casa dopo tanti anni, persone anziane, e si alzerebbe la soglia quindi le persone avrebbero sempre più difficoltà anche ad accedere alla casa, quindi lasceremo spazio alla speculazione e al privato. Pochi istanti di pubblicità, torniamo subito. Rieccoci in studio in diretta per parlare del caldo anomalo che secondo gli esperti ARPAV continuerà e quindi la situazione si complica per l'agricoltura veneta del periodo. In Campania non è anomalo solo l'autunno così caldo, per gli agricoltori veneti sono state anomale anche la primavera e l'estate di quest'anno, con troppe piogge primaverili per esempio, che hanno decimato la produzione di olive e del miele. Per gli agricoltori veneti il periodo difficile sta continuando nei campi e negli orti, effetto a quanto pare dei cambiamenti climatici, e a causa di questo caldo ottobre soffrono i produttori di radicchio. Un disastro si potrebbe definire, perché questo è il punto. Oggi per quanto riguarda i prodotti orticoli siamo a una grosse difficoltà per quanto riguarda la produzione. Oggi il radicchio ha una produzione che generalmente si fa in un mese, invece con queste temperature alte la produzione viene concentrata in una settimana, e quindi se noi pensiamo che su una settimana viene riportato tutta la produzione in un mese al mercato, il reddito degli agricoltori è sicuramente inferiore rispetto a un'annata normale. Il freddo della notte o del mattino presto non c'è ancora e rimane il caldo insieme alle cimici che da tempo stanno compromettendo la qualità della frutta. Le alte temperature creano una metabolizzazione per quanto riguarda la cimice e quindi la persistenza di questo insetto molto nocivo per quanto riguarda l'agricoltura ancora nei nostri campi, ancora nelle nostre culture. Le speranze di un ritorno alle stagioni di una volta sembrano ormai ridottissime. Serve il freddo, ma servono le stagioni che oggi purtroppo non ci sono più. Ci sia la primavera, ci sia l'estate, ci sia l'autunno, ma ci sia anche l'inverno con le nostre temperature fredde che danno la possibilità di annientare e uccidere anche gli insetti dannosi per quanto riguarda l'agricoltura. Premiati ieri mattina a Treviso i migliori progetti su sport e disabilità del Veneto. Uno in particolare utilizzerà il legname recuperato da Vaia. Utilizzare il legno degli alberi abbattuti da Vaia per costruire scivoli per la boccia paralimpica e consentire ai disabili più gravi di praticare questa disciplina. A progettarli con l'associazione Assi Sport i ragazzi dell'ITIS Assegato di Belluno, ambiente, sport e accessibilità, le parole d'ordine. Ci sono delle categorie che hanno bisogno quindi di queste rampe che sono state create in legno, fatte dai ragazzi della scuola, e quindi abbiamo cercato di dare anche questo segnale ecologico a questo progetto.
E segnali importanti arrivano anche dagli altri progetti premiati da Ascotrade con Comitato Paralimpico Veneto e CONI per la 6ª edizione di Mi Piace di Cuore. Ecco quindi il basket in carrozzina del CUS di Padova, il rugby sempre in carrozzina dell'H81 di Vicenza e il sitting volley dell'US Albertina di Zero Branco. A tutti è stato consegnato un assegno da 5.000 euro per centrare il proprio obiettivo. Siamo veramente molto contenti di quello che abbiamo fatto, del gran lavoro e delle grandi opportunità che abbiamo dato anche a tutti questi ragazzi. Testimonia d'eccezione l'atleta Asia Pellizzari, campionessa mondiale di tiro con l'arco di Marino di Piave. Il suo obiettivo è Tokyo 2020. Tokyo sì, è il mio obiettivo più grande, mi sto allenando e ce la metterò tutta per arrivare e speriamo che l'europeo del prossimo anno vada per il meglio, insomma. Padova dedica una grande mostra a Giovan Battista Belzoni, avventuroso esploratore che apriva strada all'egittologia e che ispirò in parte anche la figura cinematografica di Indiana Jones. Se non fosse stato uno dei più grandi avventurieri ed esploratori mai partiti dal Veneto, forse avrebbe potuto concludere la sua vita qui il grande Belzoni, in una bottega di barbiere dove era nato, qui al Portello. Invece Giovan Battista Bolzon, questo il suo cognome rigorosamente tronco, non rimase in una bottega del suo Portello, ma lo troviamo a 38 anni a portare a termine il trasporto ritenuto impossibile di questo busto colossale di Ramses II a forza di braccia e leve lungo il Nilo fino al British Museum. La mostra a Palazzo San Gaetano racconta l'incredibile parabola di questo avventuroso padovano di statura gigantesca che passò da fare il forzuto negli spettacoli londinesi con il nome d'arte di Sonsone Patagonico all'inventarsi abile ingegnere idraulico al servizio del Pascià, fino a trasformarsi in un cacciatore di reperti egizi, scopritore della tomba di Seti I e primo esploratore a penetrare nella grande piramide di Chefren, lasciando la sua firma nella camera sepolcrale, in data 2 marzo 1818. Nel più facile dei parallelismi viene paragonato a Indiana Jones, che in effetti è parzialmente ispirato proprio dal gigante padovano, ma forse questo paragone a Belzoni sta stretto. È che lui si poneva delle domande e lui documentava quello che faceva e voleva che il resto del mondo conoscesse quello che aveva scoperto. Gli altri depredavano per arricchirsi, Belzoni non si è mai arricchito, non ha mai fatto business delle cose che ha trovato, degli oggetti che ha riportato alla luce. Eppure quest'uomo incredibilmente globale rimase legatissimo alla sua Padova, al suo dialetto e al suo Portello. Belzoni rimane sempre legato alla città e rimane molto legato ai suoi familiari che restano tutti a Padova. Questo traspare benissimo dalle lettere che manda loro, l'affetto che traspare è un affetto sincero. La mostra racconta attraverso opere importanti, ma soprattutto attraverso un allestimento di grande impatto visuale e tecnologico, la vicenda di questo singolare personaggio, un percorso che culmina nella piramide simbolo e alle 2 statue nere indiorite che Belzoni volle regalare alla sua Padova. Alla fine è questo il dono che Belzoni lascia a Padova, proprio come un figlio lascia alla mamma come ricordo, è quello che fa per amore della sua città di origine. Siamo in chiusura, ore 13 fra pochissimo, per parlare di un tema scottante, soprattutto in questi giorni, carceri e detenuti in Italia. In studio con noi Giuseppe Palomba, segretario provinciale di Rifondazione Comunista Padova, Roberto Turri, deputato della Lega, e Nicola Boscoletto, presidente della cooperativa Giotto di Padova. Aspettiamo come sempre i vostri post, la pagina Facebook di Antenna 3, le telefonate allo 049 490 6054. Poi questa sera, come sempre, dopo il telegiornale di Treviso torna anche 20:10, parleremo tra l'altro di prelievi, bancomat e pagamenti elettronici. Ci sarà tra gli ospiti Walter Rigobon, presidente di Adiconsum Veneto. E adesso le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci. Bentrovati al meteo. Torna ad essere buono il tempo sul nostro territorio, solo con qualche annuvolamento isolato. Vediamo nel dettaglio la situazione di venerdì 25 ottobre. Sul Veneto condizioni di tempo asciutto dappertutto, ampio soleggiamento con il cielo che si presenterà al massimo poco nuvoloso, salvo per locali foschie mattutine sulle pianure.
Vediamo anche le temperature, le minime saranno comprese tra 10 e 16 gradi, le massime oscilleranno invece tra i 19 e i 22 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove sarà soleggiato su tutti i settori, solo con qualche addensamento sui rilievi, ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime tra 11 e 17 gradi, massime comprese invece tra 21 e 23 gradi. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, dove avremo qualche residuo piovasco al mattino, ma col passare delle ore sarà più asciutto e soleggiato. Temperature minime tra 12 e 13 gradi, massime sui 23 gradi. Dal meteo per ora è tutto, buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci.